La Grecia in fiamme, un bollettino drammatico di vittime che si aggiorna di ora in ora, si temono oltre 100 morti, centinaia i feriti, migliaia di persone in fuga, un inferno. L'Europa è sconvolta dalle notizie che arrivano dall'Egeo per i violentissimi incendi che sono divampati in diverse zone del paese attorno alla capitale. L'area più colpita, quella nella quale si è verificato il maggior numero di vittime, è quella di Mati, località balneare ad una quarantina di chilometri da Atene. E proprio ad Atene abbiamo raggiunto al telefono la dottoressa Maria Valeria Pomini, psicoterapeuta trevigiana, da anni trasferitasi nel capoluogo greco. È stata nella zona abitata da abitanti locali, molti ateniesi hanno lasciato la casa in quella zona e quindi più che altro credo che si tratti le vittime credo che siano greci. È una zona altamente abitata e purtroppo un vento fortissimo ha portato fuoco proprio nella zona delle abitazioni, per cui le persone sono state così assolutamente intrappolate, hanno cercato di fuggire verso il mare, ma moltissimi purtroppo sono stati raggiunti dal fuoco prima, quindi stiamo parlando di 54 vittime, mi sembra di aver sentito le ultime notizie, molti feriti. Sì, è una tragedia veramente assurda. Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza e i soccorsi si stanno muovendo da tutta Europa. La Farnesina sta verificando l'eventuale coinvolgimento di connazionali nella tragedia.